casa Mira, 69enne aggredita e picchiata da 2 banditi che hanno portato via denaro e gioielli. La donna medicata in ospedale, mi hanno preso a calci e pugni, racconta, ridatemi almeno la collana. Tragico incidente nel pomeriggio a Concordia, Sagittaria, 51enne al volante di una Lamborghini, perde il controllo del bolide e si ribalta in un canale di irrigazione e muore annegato. Il titolare di un'enoteca a Zelarino ha sventato un furto e fatto arrestare il ladro che stava facendo irruzione nel suo locale. Il malvivente stava sfondando la vetrina a martellate. Stava cercando di allontanarsi da Venezia con 3 trolley pieni di oggetti rubati da vari esercizi commerciali. 3 pregiudicati sono stati arrestati nella notte dalla polizia. Dopo lo stupro di una donna sequestrata nello stabile dell'ex Telecom dall'immobile abbandonato in via Carducci, continuano a entrare e uscire indisturbati senza fissa dimora e drogati in cerca di dosi. La città di Jesolo adotta misure rigorose in vista dei ponti festivi, come già avvenuto a Venezia, disposte le zone rosse per escludere persone con precedenti o soggette a misure di Daspo. Doppio appuntamento con le celebrazioni pasquali in diretta su Antena 3, stasera alle 21 la liturgia del Sabato Santo del Santuario della Madonna dei Miracoli, domani alle 10 la messa del Patriarca Moraglia dalla Basilica di San Marco. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque con le notizie. In apertura la cronaca, una rapina in casa a Mira, una 69enne aggredita e picchiata da 2 banditi che hanno portato via denaro e gioielli. La donna, medicata in ospedale, dice mi hanno preso a calci e pugni, ha raccontato ridatemi almeno la collana dal grande valore affettivo. Attimi di terrore nel cuore della notte a Mira. 2 malviventi hanno fatto irruzione in una piccola casetta bifamiliare in via Fossa Donne, dove vive da sola una donna di 69 anni. La signora era al piano terra e si era addormentata in divano davanti alla televisione. I ladri hanno forzato la porta e il frastuono incredibile l'ha svegliata di soprassalto. I malviventi l'hanno rapinata e aggredita con violenza, con schiaffi e pugni al volto e calci, strappandole la collana d'oro che portava al collo, un caro ricordo di famiglia, e intimandole poi, non ancora soddisfatti, di consegnare tutti i soldi che la donna aveva in casa per non subire guai peggiori. La signora, sotto shock, messa alle strette, ha portato ai ladri circa 300 euro e cercato di convincerli ad uscire di casa senza farle ancora più del male. I malviventi sono fuggiti di corsa. La donna, con il volto tumefatto per i colpi e le lesioni subite, a quel punto ha chiamato sanguinante e chiesto aiuto ad alcuni familiari che vivono nella casa vicina, a pochi metri di distanza da dove è avvenuto il colpo. I parenti sono subito arrivati con prontezza e hanno chiamato le forze dell'ordine e i carabinieri per i primi rilievi. La 69enne è stata trasportata in autoambulanza in ospedale ad Oro per accertamenti ed essere medicata. Certamente questa notte prima di Pasqua la ricorderà a lungo come una cosa terribile. Il sindaco di Mira, Marco Dori, non appena venuto a conoscenza di quanto successo, ha portato la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia e chiesto pene esemplari per i responsabili fino alla galera. La donna, ancora sotto shock, ha lanciato un appello affinché le venga restituita dai malviventi almeno la collana, un caro ricordo affettivo di famiglia. Un episodio bruttissimo che come amministrazione condanniamo, anzi speriamo che le forze dell'ordine arrivino presto a catturare i responsabili. È inaccettabile che si possano fare azioni di questo genere. Massima solidarietà alla vittima, alla famiglia. Noi vogliamo un territorio più sicuro, ma anche dove le persone che delinquono poi possano essere prese, quindi massima collaborazione con i carabinieri. Abbiamo una fitta rete di controllo del vicinato, abbiamo anche numerose telecamere, metteremo tutte queste nostre possibilità a disposizione delle forze dell'ordine. Veramente un episodio bruttissimo e ci auguriamo che i delinquenti vengano presto presi e messi in galera. Grave incidente a Concordia Sagittaria, un 51enne ha perso la vita finendo rovesciato in un canale. L'auto finita rovesciata nel canale di irrigazione di un campo agricolo non gli ha lasciato scampo. La vita di Luca Polito di Concordia Sagittaria si è interrotta drammaticamente a 51 anni a bordo della sua Lamborghini in via del Rio. Polito era al volante dell'auto, assieme a lui un amico, rimasto ferito nell'incidente ma non in pericolo di vita. Le cause che possono aver portato la Lamborghini a uscire di strada sono al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate nei rilievi che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.
Il ribaltamento dell'auto dopo l'uscita di strada ha di fatto intrappolato Polito nell'abitacolo. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, arrivati oltre che da Portogruaro anche con un elicottero con a bordo 2 sommozzatori provenienti da Vicenza e l'autogru del comando di Udine, utilizzata poi per il recupero del veicolo. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 51enne. Non è ancora chiaro al momento se questo possa essere avvenuto sul colpo per annegamento. Il passeggero invece è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, attorno alle 14. L'intervento dei soccorritori si è concluso poco più di 2 ore dopo, con la rimozione della Lamborghini, lasciando lungo i bordi di Via del Rio solo il lutto per un'altra vittima della strada. Siamo a Zelarino, il titolare di un'enoteca sorprende un ladro e lo fa arrestare. È entrato qui arrampicandosi dalla rete del giardino con un martello, un grosso martello in mano che stava tentando di sfasciare la vetrina. Fortunatamente in quel momento alla frangente sono arrivato io. Ha sventato un furto e fatto arrestare il ladro che stava per entrare nel suo locale la mattina presto. È accaduto a Daniele Bigozzi, titolare dell'enoteca Bar Piper di via Castellana Zelarino, quando un giovane armato di martello ha tentato di sfondare la vetrata dell'ingresso posteriore del suo negozio, ma l'allarme ha avvisato Bigozzi, che è intervenuto prontamente. Lui è comunque fuggito. Io l'ho pedinato assieme a mio figlio Matteo, l'abbiamo pedinato lungo la Castellana chiamando le forze dell'ordine. Tempo una decina di minuti siamo riusciti a intervenire, a bloccarlo, insomma, e loro l'hanno arrestato. A novembre padre e figlio avevano sventato un altro furto, stesso copione. In quel caso avevano fatto catturare un ladro seriale con alle spalle numerose spaccate in centro a Mestre con la tecnica del tombino. I furti per questo locale, nonostante le contromisure, stanno diventando una costante. Negli ultimi 2 anni abbiamo già subito 7-8 furti, negli ultimi 7-8 che siamo aperti superiamo i 15. Per i titolari di questo esercizio, lavorare in questo modo sta diventando insostenibile. E sei sempre sul chi va là. Poi ultimamente, una volta venivano di notte, banalmente, un classico, no? Che la notte alle 4 del mattino suonava l'allarme. Adesso quello precedente è venuto alle 6:30, questo è venuto alle 7:30 del mattino. La rabbia per Danilo e Matteo è tanta, le leggi andrebbero modificate, ci dicono. Non hanno paura, sanno che anche se li prendi il giorno dopo sono fuori di nuovo. Anche se viene arrestato, anche se viene portato in giudizio con direttissima, i giudici applicano la legge che prevede il fatto che deve essere scarcerato subito, a meno che non faccia reati particolarmente gravi. Cambiamo questa legge Cartabia. 3 pregiudicati sono stati arrestati nella notte dalla polizia a Venezia, scopriamo perché. Dopo lo stupro di una donna sequestrata all'interno dell'immobile abbandonato in via Carducci, nel cuore della città, nello stabile dell'ex Telecom continuano ad entrare ed uscire indisturbati senza fissa dimora e drogati in cerca di una dose. Questo è quello che abbiamo visto questa mattina in pieno centro a Mestre. Le polemiche sono destinate a infiammarsi in quest'area che per molti commercianti e residenti è diventata insicura. Siamo intervenuti, però loro dopo hanno continuato a venire e non so, cioè è un degrado a Mestre spiacevole per tutto quello che riguarda il centro città. Ormai da un po' di anni che c'è questo degrado, non è una novità. Purtroppo c'è un'osservanza di qualsiasi regola e nessuno fa nulla, perché si ha anche paura adesso onestamente di questa gente qua, purtroppo. E fa schifo e che è orribile, non so cosa dire, resto senza parole che succedano cose del genere in centro e senza che nessuno se ne accorga. È tremendo. Non c'è nessuna regola, nessun controllo, fanno quello che vogliono. L'importante è non trovarsi, diciamo, da soli di notte per strada, per quello pericoloso. L'ex palazzo della Telecom, decine di volte sgomberato e altrettante riabitato abusivamente, sta diventando un buco nero della città. Dovrebbero intervenire di più le forze dell'ordine e controllare giornalmente tutto questo che avviene. Dal mio punto di vista il Comune qui non ha assolutamente colpe, perché anzi qui lo Stato è presente, tutte le volte che li abbiamo chiamati sono arrivati subito, quindi nulla da dire. Purtroppo
loro è la proprietà privata che si deve accollare la chiusura definitiva di tutte le finestre, dei tombini, di tutto quanto, e questo purtroppo il comune non può far nulla. Il degrado si sta allargando anche in piazza Donatori di Sangue dopo il trasferimento della sede delle poste. Adesso hanno fatto anche andare via in fretta e furia le poste dall'altra parte e cominciano a essere persone che si siedono sui gradini anche là. Avete sentito le voci, lo sconcerto che continua a imperversare in città dopo l'episodio di violenza sessuale avvenuto a Mestre. Intanto in mattinata il collettivo cittadino Laboratorio Climatico Pandora ha deciso di organizzare un sit-in proprio di fronte al Palazzone, perdonate, alle 18 di oggi, non in mattinata, dell'ex Telecom in via Carducci in solidarietà alle vittime di violenza. Invece vediamo adesso l'arresto dei 3 pregiudicati a Venezia nella notte, arrestati dalla polizia. Notte alla questura era arrivata la segnalazione di 3 uomini incappucciati che si stavano presumibilmente dando alla fuga dopo aver commesso una serie di furti in negozi di Venezia. Attraverso le telecamere di videosorveglianza comunali, i poliziotti della sala operativa hanno effettivamente individuato la banda che si dirigeva in tutta fretta verso Piazzale Roma trascinando con sé 3 trolley. Arrivati in parcheggio e caricate le valigie in auto, hanno tentato di allontanarsi in direzione Ponte della Libertà. Il viaggio non è durato molto. Fermati poco dopo da una volante e accompagnati in questura, sono stati trovati in possesso di diversa merce, presumibilmente oggetto di furto, e strumenti utilizzabili a commettere infrazioni. I 3 soggetti, di nazionalità straniere, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. La denuncia poche ore prima dell'arresto di un uomo per aver minacciato e picchiato l'ex compagna. Le manette sono scattate con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, appena poche ore dopo che la donna aveva sporto denuncia nei suoi confronti. La mattina infatti lei si era recata agli uffici del commissariato di Corso del Popolo a Chioggia, denunciando le condotte intimidatorie e persecutorie che era costretta a subire da parte dell'ex compagno, il quale non si rassegnava alla fine della loro relazione. Il pomeriggio stesso, a poca distanza dalla presentazione della querela, la donna ha incontrato casualmente proprio l'ex compagno che l'avrebbe offesa, minacciata e percossa. A quel punto è intervenuta la polizia, gli agenti hanno rintracciato e arrestato l'uomo. L'indagato è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, dopo aver convalidato l'arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Una barca a vela con 4 persone a bordo in difficoltà al largo delle coste veneziane a causa di un'avaria al timone è stata portata in salvo nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Venezia. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha attivato le procedure di soccorso disponendo l'uscita della motovedetta che ha raggiunto il punto dell'emergenza, prestando assistenza e accertando le buone condizioni di salute dell'equipaggio. A Jesolo scattano le zone rosse da quest'estate, stop al fumo in battigia. Jesolo ha accolto molto volentieri la proposta del prefetto di istituire la zona rossa in via sperimentale, quindi dal 15 aprile al 6 di maggio. La città di Jesolo adotta misure rigorose in vista dei ponti festivi, incrementando nuove ordinanze per garantire ordine e benessere grazie alle zone rosse in grado di escludere persone con precedenti o soggette a misure di Daspo. Le zone interessate sono quelle della stazione degli autobus per un raggio di 500 metri e poi l'area centrale del Lido da Piazza Casabianca fino a Piazza Marina. In queste zone le forze dell'ordine avranno la possibilità di allontanare quei soggetti che, anche se non stanno facendo delle attività illegali in quel momento, si sono macchiate di attività di reati contro la persona, di reati di tipo sessuale, di predatori, e di allontanarle, persone o gruppi di persone. Questo riteniamo sia un ulteriore step in avanti che ci permetterà di rafforzare tutto il lavoro sulla sicurezza fatto in questi anni. L'ordinanza comunale vieta in tutto il territorio il consumo, la vendita e la detenzione di bevande alcoliche in contenitori aperti, sanzioni fino a 200 euro, salvo che il consumo avvenga nei locali autorizzati. Jesolo è una città sempre più sicura. Assolutamente, questo è il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, i passi in avanti si sono visti, ne faremo ulteriormente con l'adozione della videoanalisi, quindi uno strumento rafforzato di intelligenza artificiale sulle nostre videocamere proprio in funzione anche di repressione. Inoltre, nell'ambito di un progetto più ampio che mira a sostenibilità ambientale e a trasformare Jesolo in una spiaggia del futuro, a partire dalla prossima estate sarà applicato il divieto di fumo in battigia.
Durante la Via Crucis il pensiero dedicato al cooperante veneziano Alberto Trentini. Venerdì Santo, anche nella Via Crucis della Settimana Santa, la collaborazione pastorale del Lido di Venezia e le sue 6 parrocchie hanno voluto pregare intensamente per la liberazione di Alberto Trentini e esprimere così, con un gesto concreto, la vicinanza alla sua famiglia. La prima stazione della Via Crucis è stata infatti dedicata alla vicenda del cooperante italiano originario proprio del Lido di Venezia, ingiustamente arrestato in Venezuela dal 15 novembre scorso, dove era arrivato con una organizzazione non governativa per seguire un progetto umanitario nobile e portare sostegno e conforto ai disabili. Lo striscione Alberto Trentini libero, sorretto dagli amici, era presente nella prima stazione della Via Crucis dedicata ad Alberto, alla pacificazione del Venezuela e di tutti i popoli. In questo momento difficile vogliamo stringerci attorno alla sua famiglia e insieme a loro chiedere al Signore che in questa Pasqua ci doni la speranza. Alla Via Crucis era presente anche Armanda Corusso, mamma di Alberto. Camminare con i passi della speranza, il tema scelto quest'anno per la processione dietro alla croce di Cristo, un percorso prima nel chiostro di San Nicolò al Lido di Venezia, tutto illuminato da piccole candele, e poi concluso nella chiesa di San Nicolò, dove riposano anche le reliquie di San Nicola, santo venerato anche dai fedeli ortodossi proprio quest'anno in cui cattolici e ortodossi festeggiano nella stessa data la Pasqua. Chiediamo al Signore il dono della fede e che tenga viva in noi la speranza. Preghiamo nella speranza che Alberto Trentini torni presto a casa. Domani in diretta su Antenna 3 la messa di Pasqua dalla Basilica di San Marco. Dopo la grande veglia pasquale del Sabato Santo, domani mattina appuntamento con voi, i nostri telespettatori, per il solenne pontificale di Pasqua presieduto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a Venezia a partire dalle ore 10 dalla Basilica Cattedrale intitolata all'Evangelista Marco, patrono della città e delle genti venete. Porteremo dalla Basilica di San Marco, direttamente nelle vostre case, la messa di Pasqua, con un pensiero e un'attenzione speciale rivolta soprattutto a chi è solo, agli ammalati, a quanti non riescono a muoversi da casa. Il Patriarca Francesco sottolinea questa celebrazione come il cuore dell'anno liturgico. È importante che il cristiano ritorni a queste cose. Mi viene in mente quando Sant'Agostino era sulla soglia della conversione, non discendeva mai di convertirsi, e allora gli viene ricordato come Vittorino, che era un retore, un uomo di cultura, che aveva raggiunto un'affinità di pensiero con la visione cristiana e credeva di essere arrivato al cristianesimo. E invece gli viene fatto presente che essere cristiani vuol dire celebrare i sacramenti, vivere i sacramenti e soprattutto convertire la propria vita. Ecco, questo è il grande augurio, perché parliamo di pace in questo periodo di guerre, e la pace nasce dal cuore dell'uomo. Domani mattina, anche per chi lo vivrà da casa collegandosi, si rinnova così l'annuncio pasquale della risurrezione di Cristo. L'augurio è quello proprio di scoprire il cuore della fede cristiana, che non è un messaggio comunicato intellettualmente, ma è un seguire il Signore. Ecco, seguire il Signore anche nella Settimana Santa, che è il cuore dell'anno liturgico, e all'interno della Settimana Santa nel Triduo Santo, e nel Triduo Santo la grande messa. Siamo allo sport, il calcio, una buona fetta di salvezza per gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco. Passa domani, giorno di Pasqua, per il Castellani di Empoli, fischio d'inizio alle 15 dopo la vittoria per 1-0 contro il Monza. Ci fermiamo così per questa edizione, subito dopo di noi il meteo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.